Ci ha raggiunto in studio un altro ospite, parliamo di Andrea Tamai, sindaco di Telio Veneto. Qui naturalmente il discorso insomma cambia un po' perché stiamo al confine con la regione Friuli Venezia Giulia. Naturalmente Telio Veneto non è lontano, per esempio, da una realtà come quella di Cinto Caomaggiore, no? Che passa appunto, vuole passare nel Friuli. Ormai insomma è quasi fatto il discorso di Cinto. E quindi voi la città metropolitana come la vivete? Allora, Molto distante, immagino. Diciamo distante da una parte, ma anche no, perché comunque ci sentiamo parte, siamo stati fino ad oggi parte della provincia di Venezia, anche se a Telio Veneto in passato c'è stato un referendum che aveva votato per il 90% a favore del Friuli, però non aveva raggiunto il quorum. Comunque dobbiamo fare una considerazione che oggi noi abbiamo una legge che prevede un certo percorso istituzionale e di conseguenza noi dobbiamo seguire le norme di legge. Nell'ultima conferenza dei sindaci abbiamo cercato di trovare una posizione unitaria tra i 20 sindaci del Portoguarese e San Donatese, del Veneto orientale, quindi il nostro obiettivo è quello oggi di incidere nello statuto. Quello è lo strumento fondamentale che ci permetterà di avere comunque una nostra, diciamo, autonomia, più che altro un'autonomia per la differenza di territorio che abbiamo rispetto a Venezia, perché ricordiamo che comunque Venezia è un'isola, noi non siamo un'isola. E quindi diciamo, non la spaventa comunque il discorso della città metropolitana, no. La vede anche delle possibili opportunità, pur essendo geograficamente lontano, cioè, relativamente lontano. Io personalmente in maniera molto semplice semplicistica ho fatto un ragionamento, a parte che Telio Veneto è confinante con il Friuli, non è confinante con la provincia di Treviso, quindi ci sarebbe una certa difficoltà, un iter diverso, insomma, un po' più complicato. Dire di andare con la provincia di Treviso, però in maniera molto semplicistica, se io devo scegliere tra entrare in una città metropolitana dove fanno parte 44 comuni, i quali stanno cercando un percorso in maniera da definire lo statuto che possa riconoscere una certa territorialità a tutto il territorio certo. differente, e scegliere di entrare in una provincia di Treviso con le regole delle province che conosciamo già, con 100 comuni, a questo punto io penso che sia più utile cercare di condizionare appunto il suo pensiero. Io vi ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi per l'attenzione e passo la linea a Pordenone alla direttrice Anna Zoldà.